Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. Armi, droga, munizioni e il controllo del traforo a San Cristoforo, blitz della polizia di Catania contro la cosca dei Carcagnusi Mazzei, 20 le persone in manette, oltre 200 gli agenti impegnati nell'operazione antimafia scattata all'alba di oggi. Il triangolo della droga tra Palermo, Roma e la Campania. La Guardia di Finanza ha arrestato 6 persone, sequestrati 80 kg di cocaina e hashish destinati alle piazze di spaccio palermitane. Al via il processo per la strage di Monreale, imputati 3 diciannovenni dello Zen per la morte di 3 giovani. Il Comune e la Presidenza della Regione costituite parte civili, respinta invece la richiesta di citazione come responsabile civile del Ministero dell'Interno. Crisi idrica ad Agrigento, ancora disagi e proteste dei residenti per le perdite d'acqua sulle strade del territorio. Emergenza anche a Lipari e Marsala tra rubinetti a secco e guasti alle condotte. Da Gela la storia commovente di un insegnante di sostegno che ha preso le ferie per stare accanto ad un suo alunno disabile che a Rimini si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. È stato un gesto naturale, fatto con il cuore, racconta la maestra ai nostri microfoni. Il Parco dell'Etna senza risorse né personale. Il presidente dell'ente, Giammusso, apre all'ipotesi di convenzioni pubblico-privato e sull'eventualità di un ticket d'ingresso chiarisce servirebbe una legge. Serie C, il Catania definisce le linee guida per la prossima stagione. I nomi per la panchina e la direzione sportiva restano quelli di Caserta e Varrà. Ancora ben trovati, lo avete sentito dai nostri titoli, apriamo il nostro telegiornale con questo blitz antimafia di oggi alle prime ore dell'alba nei quartieri popolari di Catania. 32 le persone coinvolte, 20 sono finite in manette, tutte vicine al clan Mazzei. Cambia il modello dello spaccio di droga, ma ci dice tutto Lorena Dolci. Armi e droga, il potere mafioso sta tutto nel mezzo. Sequestri di cocaina e arsenali nel corso delle indagini hanno condotto al blitz della squadra mobile. Sin dalle prime ore dell'alba 200 agenti hanno setacciato i quartieri di Catania, San Cristoforo, Picanello e Librino. Dall'alto perlustravano le vie di fuga gli elicotteri del 4º reparto volo di Palermo. Ecco le auto che escono dalla nuova questura di Catania. In manette 20 esponenti dei Carcagnusi, storica articolazione del clan Mazzei. Altri 12 sono indagati. Base operativa del gruppo, l'area di via Belfiore, nota come la zona del traforo. Coinvolti la figlia del boss Santo Mazzei, Simona, e diversi nipoti. L'uomo di fiducia della famiglia sarebbe Carmelo Grasso, con il compito di gestire il traffico di droga. Fiumi di cocaina per la famiglia e gli alleati, cambia solo il modello. Vendita e consumo non si svolgono più per strada, ma all'interno delle cosiddette case di spaccio, appartamenti blindati, protetti da barriere e sistemi di videosorveglianza. A raccontare le dinamiche interne alla cosca e i rapporti con gli altri clan della provincia sono stati alcuni pentiti. Nel corso delle indagini è stato inoltre ricostruito un tentato omicidio avvenuto il 19 agosto del 2024 in viale Bummacaro contro un parente di esponenti del clan Cappello Bonaccorsi. E poi tante armi anche da guerra. In un garage di via Fattorini nel quartiere Picanello sono stati trovati 2 Kalashnikov e una mitragliatrice, altre armi pesanti trovate in una casa a San Cristoforo. E a proposito di droga, traffico di stupefacenti tra Palermo, la Campania e Roma, il cosiddetto triangolo della droga. Ci sono 6 arresti. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 80 kg di stupefacenti destinati a rifornire il mercato palermitano. Marco Gulla. La cocaina arrivava da Napoli, l'hashish invece da Roma. Le due piste però portavano ad un'unica piazza, quella di Palermo. Maxi blitz antidroga della Guardia di Finanza di Palermo che ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 6 persone accusate di traffico di stupefacenti. 3 di loro sono palermitani. Attraverso intercettazioni e pedinamenti i militari hanno ricostruito i canali di approvvigionamento di cocaina e hashish. L'operazione ha portato anche al sequestro di ben 80 kg di droga. Tutti gli indagati erano
siano inseriti stabilmente nel settore del narcotraffico. Le indagini sono state fatte attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, con l'installazione di sistemi di videosorveglianza e numerosi controlli e pedinamenti. Così sono stati individuati alcuni canali di approvvigionamento del narcotico da parte dei soggetti palermitani che acquistavano cocaina in Calabria e in Campania e hashish nel Lazio, droga che riforniva le piazze del capoluogo siciliano, attive H24 per la vendita ai clienti. Adesso parliamo di politica siciliana, vediamo l'esito del ballottaggio. Erano 3 i comuni che andavano al voto domenica e lunedì mattina. Di certo è stata una grande prova per il nuovo partito di Ismaele Lavardera, controcorrente. Vediamo perché nel servizio di Manlio Viola. Michele Sodano è il nuovo sindaco di Agrigento, Giuseppe Culotta invece è il primo cittadino di Bronte. È una debacle per il centrodestra siciliano. Al ballottaggio solo a Ispica torna sulla poltrona di primo cittadino il civico di centrodestra Lucio Muraglie, che era già stato sindaco dal 2015 al 2020 e che oggi batte Serafino Arena. Per il resto festeggia il campo largo e festeggia soprattutto controcorrente con Ismaele Lavardera, che addirittura piange per la gioia per la doppia vittoria che cade nel giorno del suo compleanno. Ad Agrigento dunque Michele Sodano vince a mani basse e diventa sindaco con oltre il 72% dei consensi, battendo Dino Alonge del centrodestra che non raggiunge il 28%. Un risultato straordinario di una comunità che decide di rialzare la testa, di affidare la guida della città ad una nuova generazione piena di competenze, di passione, la stessa generazione che ad un certo punto ha dovuto fare le valigie per andarsene, oggi ritorna qui e insieme a tutti quanti si ricostruisce una città straordinaria come Agrigento, una città che sicuramente di fronte a sé ha un futuro florido che costruiremo tutto insieme. Significativa l'affluenza alle urne agrigentine che si ferma al 41%, la più bassa in assoluto. Ha pesato forse anche l'invito sotto banco a non votare dei centristi del centrodestra spaccati con il resto della coalizione insieme alla Lega. Ma la debacle non è soltanto nella spaccatura agrigentina, si vive anche a Bronte, dove Castiglione, un uomo storico della coalizione, si ferma appena sopra il 36%. Non basta la vittoria di Ispica per placare gli animi, fibrillazione al centro della coalizione, con Saverio Romano che parla di centrodestra da rifondare dalla base in Sicilia, sottolineando che si perde solo qui mentre si vince nel resto d'Italia. Invece il commissario di Forza Italia Minardo azzera la guida del partito ad Agrigento, Caltanissetta e Messina. A Palermo è iniziato questa mattina il processo per la strage di Monreale. 3 giovani sono accusati del triplice omicidio avvenuto un anno fa. Sentiamo. Si apre davanti alla prima sezione della Corte d'Assise di Palermo il processo per la strage di Monreale avvenuta fra il 26 e il 27 aprile del 2025 durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso nella cittadina normanna. A rispondere dei fatti di quella notte sono chiamati i 19enni Salvatore Calvaruso e Mattia Sconti e il 18enne Samuele Acquisto, tutti accusati di aver avuto un ruolo negli omicidi di Salvatore Turdo di 23 anni e di Massimo Pirozio e Andrea Miceli, 25 anni. Nella sparatoria furono feriti anche Niccolò Cangemi di 32 anni e un 16enne. I 3 sono stati rinviati a giudizio ad aprile scorso. In quell'occasione il GIP ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il comune di Monreale e la regione siciliana, mentre ha respinto le richieste di costituzione del Codacons e di altre 2 associazioni. Secondo l'accusa, la notte della sparatoria scoppiò prima un diverbio fra un gruppo di giovani del quartiere Zen e una comitiva di monrealesi, poi sfociato in una rissa ricostruita dagli inquirenti grazie a telecamere di videosorveglianza e testimoni. Conti ha raccontato i testimoni. Al culmine della scazzottata che ne seguì, vedendosi sopraffatto, avrebbe estratto la pistola ed esploso diversi colpi puntando dritto contro una delle vittime che cercava di fuggire. Lo avrebbe addirittura inseguito. Gli altri 2 indagati lo avrebbero incitato a continuare a sparare ad altezza d'uomo e avrebbero poi organizzato la fuga in moto. Nell'inchiesta sono stati coinvolti anche diversi altri giovani che sono accusati di rissa. La loro posizione è stata però stralciata e andranno a processo separatamente. Intanto è stata respinta la richiesta di citazione come responsabile civile del Ministero dell'Interno al processo appunto per la strage di Monreale. A chiederlo era stato il legale di uno dei giovani sopravvissuti e rimasti feriti durante la sparatoria. Secondo l'avvocato, a determinare i fatti sarebbe stata l'assenza di forze dell'ordine la sera appunto della strage.
Il deputato regionale Riccardo Gallo, afflitto, indagato nell'inchiesta alla Cefpas di Caltanissetta, si è autosospeso dall'incarico di coordinatore di Forza Italia ad Agrigento. L'indagine ha fatto luce su una parentopoli con assunzioni di amici appunto al Cefpas, ente pubblico della regione siciliana rivolto alla formazione sanitaria, su cui sta indagando la procura di Caltanissetta. E adesso andiamo invece ad Agrigento per parlare di crisi idrica. Le perdite d'acqua trasformano la strada in un torrente, disagi e proteste dei residenti. Sentiamo Davide Sardo. In molte abitazioni di Agrigento l'acqua arriva ancora a singhiozzo, ma in via Nathan, al quadrivio Spinasanta, ogni 4 giorni si assiste a uno scenario opposto, litri e litri d'acqua che finiscono in strada. Una perdita ricorrente che trasforma la carreggiata in un vero e proprio torrente tra rabbia e indignazione dei residenti. Noi l'acqua la paghiamo cara, avete capito? Questa è la fetta. E ci butta. Tanto loro hanno i soldi che se ne buttano. La situazione, secondo i cittadini, sta anche peggiorando il sottosuolo e il manto stradale, già segnato da numerosi interventi di scavo e riparazioni ritenute inefficaci. È una vergogna che non si può camminare, è una vergogna. Buche e allagamenti rendono difficoltoso il transito di auto e moto, con disagi e rischi soprattutto per anziani e pedoni diretti allo studio medico della zona. Che effetto mi va a fare? Nervosismo, che io che avevo, incontro. Capisci lei che ora mi nervo io che non posso passare? Come passare? Che ho paura. Da qui la richiesta ad AICA e agli enti competenti: fermare lo spreco d'acqua e intervenire in modo definitivo su una perdita che continua a ripetersi da tempo. Emergenza idrica anche nel resto della Sicilia. A Lipari, rubinetti a secco in diverse zone, disagi per residenti e attività commerciali, con ristoranti costretti a ricorrere a tobotti e forte preoccupazione in vista della stagione estiva. A Marsala invece persiste la crisi legata alla rottura della condotta Sinubio-Sant'Anna. Nonostante i lavori e i ripristini annunciati, in molte abitazioni l'acqua continua a non arrivare regolarmente, con disagi che si protraggono da giorni. Da Gela la storia di un insegnante di sostegno che ha scelto di accompagnare uno dei suoi alunni fino a Rimini per un delicato intervento chirurgico, un gesto nato nel silenzio che è diventato oggi un esempio di umanità e inclusione. Ci racconta questa storia Gerry Italia. Una storia che parla di scuola, ma soprattutto di cura, vicinanza e responsabilità, non quella scritta nei regolamenti, ma quella che nasce dalle relazioni umane. Samantha Lacagnina è insegnante di sostegno all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela. Da 3 anni segue Mattia, un bambino con disabilità, e quando la famiglia ha deciso di affrontare un delicato percorso sanitario a Rimini, la docente ha scelto di fare qualcosa che andava ben oltre il suo ruolo: fare le valigie e andare insieme a loro. È stato un gesto naturale, fatto col cuore, un gesto molto silenzioso, però non pensavo di trovarmi proprio questo clamore. Conoscendo già la realtà sanitaria romagnola, Samantha ha aiutato la famiglia a organizzare il viaggio, ha prenotato gli spostamenti, seguito la logistica e poi ha utilizzato i propri giorni di ferie per essere presente accanto a Mattia e alla madre durante il ricovero. Dovevamo prenotare il volo, le ho detto: signora, glielo prenoto io, l'accompagno. Al che lei ha detto: ma sta scherzando? Ho detto: no, non sto scherzando, lo faccio col cuore. Lo scorso 14 maggio il bambino è stato sottoposto all'intervento alla clinica di Rimini. Nei giorni più delicati, accanto alla madre, c'era anche la maestra Samantha, una presenza che ha garantito continuità affettiva e educativa lontano da casa. Terminato il periodo di ferie, Samantha è tornata in Sicilia, ma il legame con Mattia non si è interrotto. Lo aspetti di nuovo in classe a settembre? Sì, non vedo l'ora, anche se lui comunque, io sono docente di scuola primaria, però lui andrà alle medie e tornerà un gran campione e siamo tutti orgogliosi di lui e l'aspettiamo a braccia aperte. Una vicenda che ha rapidamente superato i confini dell'ospedale. Da Rimini è arrivata una lettera di encomio istituzionale e anche il comune di Gela ha annunciato un riconoscimento pubblico per la docente. Perché questa non è soltanto la storia di un viaggio lungo oltre 1000 chilometri, è il racconto di una scuola che continua a esserci anche fuori dall'aula, una scuola che a volte insegna la lezione più importante senza aprire nemmeno un libro.
E adesso invece cambiamo argomento, andiamo nella spiaggia di San Leone ad Agrigento dove purtroppo ci sono rifiuti di ogni genere, forti le polemiche sui social e tra i cittadini che denunciano appunto le condizioni di degrado incompatibili con una delle località più belle e naturalmente più attrattive del territorio. Desiree Ferlito. Bottiglie di plastica, lattine, cartoni, sacchetti e rifiuti di ogni genere abbandonati sulla sabbia. E questa è l'immagine che si sono trovati davanti residenti e visitatori nella prima domenica dell'estate 2026 a San Leone, il litorale balneare di Agrigento. Una situazione che ha immediatamente acceso le polemiche sui social e tra i cittadini che denunciano condizioni di degrado incompatibili con una località che rappresenta uno dei principali punti di forza turistici del territorio. Le immagini mostrano tratti di spiaggia disseminati di spazzatura, con evidenti criticità sotto il profilo igienico e del decoro urbano. Una condizione che secondo molti rischia di compromettere l'accoglienza dei turisti proprio all'inizio della stagione estiva. Tra le richieste avanzate c'è quella di programmare interventi straordinari di pulizia degli arenili già nei mesi che precedono l'estate e di garantire una manutenzione costante durante tutta la stagione balneare da maggio a ottobre. Il tema entra così anche nel dibattito di cittadini e associazioni che sottolineano come il ripristino delle condizioni di pulizia e vivibilità della spiaggia dovrà rappresentare una delle priorità della futura amministrazione comunale. A Siracusa è inaugurato il nuovo lungomare dello sbarcadero Santa Lucia, in migliaia per la cerimonia, ieri sera con teatro e musica. Oggi siamo tornati sul posto assieme a Francesca Loi. Dalla musica del cantautore siracusano Ernesto Marciante allo spettacolo teatrale con 150 performer diretto da Giuliano Peparini. Così è stato inaugurato il nuovo lungomare dello sbarcadero Santa Lucia. Un fiume di gente ha riscoperto un'area che prima era un parcheggio nel totale degrado ed oggi è tutt'altro. Non solo ortigia, quindi. Adesso si può passeggiare anche qui, con una vista mozzafiato. Prima sembrava un luogo così molto abbandonato, adesso invece ha riacquistato il suo giusto valore. Un fiore all'occhiello per la città ci voleva, un luogo dove si ritroveranno tanti siracusani e non. Ci voleva perché qua il posto è bellissimo, è bello vedere anche Ortigia da qua. Io qua ci venivo con la barca tanto tempo fa ed era diverso. 3 milioni di euro per i lavori durati quasi 2 anni, il tempo necessario per fare rinascere questa zona. Tutto è stato pensato dando priorità ai pedoni. Nelle prossime settimane installeremo circa 75 panchine, perché chiaramente vogliamo consentire a tutti di godere ad ogni ora del giorno questo splendido luogo, la collocazione dei cestini e le piccole rifiniture necessarie a completare l'opera. Adesso però bisognerà prendersene cura. Dobbiamo prendercene cura, evitando ovviamente di sporcarlo, segnalando evidentemente qualche incivile che si comporta male. Il Parco dell'Etna senza risorse né personale. Il presidente dell'ente, Giammusso, apre l'ipotesi di convenzioni tra pubblico e privato e sull'eventualità di un ticket d'ingresso chiarisce servirebbe una legge. Lorena Dolci. Il vulcano più alto d'Europa, un sito che attira ogni anno migliaia di visitatori, patrimonio UNESCO da 13 anni gestito da un ente che di fatto non ha personale, non ha risorse, paralizzato da lentezze burocratiche e conflitti di competenze. Basti pensare che può contare su un bilancio di appena 200.000 euro, una somma irrisoria, appena sufficiente a pagare gli stipendi dei 20 dipendenti su un organico previsto di 60. In arrivo c'è un piccolo rinforzo con 6 assunzioni, una toppa che forse eviterà nuove gaffe, come il rinvio a settembre dell'Etna Marathon, storica gara di mountain bike perché la pratica è rimasta bloccata. Da più parti politiche si chiede di creare un ente nazionale. Sono d'accordo dal punto di vista delle risorse, perché se andiamo a guardare i bilanci e le piante organiche dei parchi nazionali sicuramente sono certamente meglio attrezzati di noi. Non dobbiamo però dimenticare che il parco interviene su materie di competenza normativa che sono regionali. Il presidente del parco pensa anche a convenzioni e a collaborazioni pubblico-private.
Io credo si possa fare un ragionamento anche di apertura al privato che non va demonizzato quando investe, ma che comunque va sempre controllato, regolato e sottoposto all'interesse pubblico che deve essere comunque prevalente. Possibilista anche sull'introduzione di un biglietto d'ingresso al parco. In questo momento non è immediatamente di facile applicazione perché ha bisogno, a mio avviso, di una copertura normativa, perché il regolamento del parco lo prevede. Una misura che potrebbe fronteggiare anche il problema delle microdiscariche che insudiciano la bellezza della natura. Qui non basta la repressione, serve una grande opera di carattere culturale, perché purtroppo sono nostri concittadini etnei, maleducati per non dire delinquenti, che inquinano più che i turisti. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio e vi diremo quali sono le novità in Casa Catania e in Casa Palermo. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso parliamo di calcio. Dal Consiglio di amministrazione in Casa Catania emergeranno linea e nomi per la prossima stagione. Varrà e Caserta i candidati per la direzione sportiva e la panchina. Marco Carli. CDA confermativo, così possiamo chiamarlo. Questo è il senso dell'incontro in via telematica in Casa Catania fra fusi orari diversi. La finalità? Confermare quello che è l'indirizzo tecnico-tattico del Catania della prossima stagione e le relative scelte da mettere in campo. Confronti già avvenuti singolarmente ma che con l'espressione collegiale delle idee serviranno a definire la linea. Le conferme sono legate ai nomi che circolano in sede, non solo Varrà, DS e Caserta allenatore, che a Benevento hanno lavorato insieme in B dopo le 2 promozioni ottenute dall'allenatore con Juve Stabia e Perugia. Di seguito le scelte sulla squadra da presentare al via della stagione. Per il ritiro manca un mesetto o poco meno. Intanto la promozione dell'Ascoli ripropone 2 temi. Per il secondo anno consecutivo chi elimina i rossazzurri ai playoff va in B. Per il quarto anno di fila la vincente degli spareggi promozione non è una squadra del girone C, quello meridionale, individuato da molti come il più difficile. Ora potremmo dire, visti i risultati, più per il peso delle piazze a livello ambientale che sotto l'aspetto della qualità calcistica. Ecco l'importanza di questi giorni in Casa Catania. Contro avversari del calibro di Salernitana e Bari bisognerà fare le scelte giuste per primeggiare, se possibile, fin dalla stagione regolare. Parliamo anche di Serie B. Il nuovo Palermo inizia a muoversi in vista della prossima stagione. Per il presidente del City Group la prossima deve essere la stagione della promozione in Serie A. Marco Gulla. Il Palermo deve centrare la Serie A. Khaldun Al-Mubarak, presidente del Manchester City e del City Group, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa. Faremo tutto il possibile per sostenere il club rosanero e aiutarlo a raggiungere il traguardo che merita. Palermo deve stare tra le squadre della Serie A. Questa è la sua dimensione naturale. Parole che confermano la volontà del City Group di continuare a investire nel progetto rosanero con l'obiettivo di centrare la promozione già nella prossima stagione. E il mercato che il direttore sportivo Carlo Osti farà sarà incentrato sui innesti di spessore e che possano far fare il salto di qualità alla squadra. Il Palermo sta corteggiando ancora Stefan El Shaarawy, ma non è assolutamente una trattativa semplice, anche perché il faraone, svincolato dopo tante stagioni alla Roma, vorrebbe comunque restare in Serie A. Il Palermo segue anche con interesse Tommaso Cassandro, ma per ora non è stata formulata alcuna offerta. I 3 milioni di euro circolati nelle ultime ore non rappresentano la proposta del rosanero, bensì la valutazione che il Como fa del proprio giocatore. Una cifra importante per un classe 2000 che dopo 2 stagioni al Catanzaro si è definitivamente consacrato nel campionato appena concluso. 38 presenze tra regular season e playoff, 4 gol e 3 assist. Ma il Palermo ripartirà anche da alcune permanenze. Augello, Bani, Palumbo, Ranocchia, Jonsen e poi Ampalo sono l'ossatura della squadra, con Ceccaroni, Peda, Pierozzi e Segre destinati a restare. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una notizia, sono stati celebrati oggi pomeriggio i funerali della 20enne Sofia Barillà, morta per un'ischemia cardiaca in Portogallo dove si trovava per l'Erasmus. L'ultimo saluto è stato dato alla giovane studentessa nella chiesa di Santa Teresa alla Calza a Palermo, presente anche il presidente della regione Schifani. Le spese del rientro della salma sono state sostenute proprio dalla presidenza della regione per volontà del governatore che ha seguito la vicenda rimanendo in
in contatto con la famiglia della ragazza che frequentava il corso di design al Politecnico di Milano. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per aver seguito questa edizione del TG Sicilia, a tutti voi una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.